L'ospite della domenica è il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone. Grazie per essere qua, complimenti. Complimenti perché? Perché la sua città, Militello, è stata designata il borgo più bello della Sicilia e ha battuto 49 concorrenti, primo su 50. Una bella soddisfazione, sì, sindaco, no? Un grande momento di gioia per noi, per me personalmente, ma anche per la mia comunità. C'erano tanti borghi che concorrevano, la Sicilia è tutta bella, certo. tutta bella, quindi è stata una sfida sportiva. Noi abbiamo avuto il sostegno dei militellesi, quelli che vivono in città, dei tanti che hanno visitato Militello, ma anche di quelli che Militello l'hanno tenuta nel cuore. Io ho sentito miei concittadini che vivono in Svizzera, in Germania, in Australia, negli Stati Uniti, che hanno, tramite i social, saputo di questo concorso e hanno votato e hanno fatto votare. Perché quindi era un concorso indetto da Old Food Sicily, quindi sì, diciamo la buona cucina siciliana. Poi di quello parleremo anche. Si votava come? Con internet? Attraverso... Sì, si votava con internet, sul profilo Facebook, e devo dire c'erano Quindi, tanti... scusi, all food vuol dire tutto il cibo, si mangia anche bene, mi permetta? No, Militello si mangia bene, devo dire che tra l'altro stanno affinando anche alcune produzioni. Noi abbiamo una buona cucina, soprattutto la pasta prodotta in casa col finocchietto selvatico, che è una specialità tipica di Militello. Poi le scacciate di Militello sono straordinariamente buone, lei deve venire ad assaggiarle. E poi i nostri dolci, perché noi abbiamo una ricetta esclusiva, pare sia stata una... monaca che viveva a Militello alla fine dell'Ottocento e che abbia dato questa ricetta per cui produciamo le cassatelle di Militello, i cassatiddini noi li chiamiamo. E che c'è dentro? Che c'è? Dentro c'è la mandorla. Che poi è lavorata anche con un po' di cioccolata e poi c'è anche lo zucchero che viene distribuito ai bordi. Perfetto per l'ora di pranzo della domenica, ci sta facendo venire. Però guardi, proprio... ci sono alcuni prodotti che sono esclusi. La scacciata di Militello è particolarissima. Adesso torneremo a parlare naturalmente di Militello e questo è l'argomento nostro. Però prima di tutto vorrei che lei ci parlasse dell'offerta che ha fatto ad ospitare anche profughi dell'Ucraina, è vero? Sì, noi siamo stati raccordati col Ministero dell'Interno e con l'ANCI. Abbiamo un'interlocuzione ormai, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Abbiamo avuto un'interlocuzione, giustamente il Ministero ci ha scritto, voleva sapere se abbiamo degli stabili, qualche stabile confiscato alla mafia, altri locali utilizzabili, e poi l'ANCI. Perché il problema è questo? C'è tanta sensibilità, tante famiglie stanno chiamando, mi hanno chiamato personalmente perché vorrebbero dare veramente un affetto a questi che fuggono da una testimonianza vera. Però è necessario... 24.000 in tutta Italia, sono già tantissimi. Ecco, bisogna però raccordarla bene. Perché l'accoglienza è qualcosa di importante, ma va fatta nella maniera giusta, va fatta avendo un riferimento che organizzi, perché si possono creare poi dei corticircuiti. Come purtroppo c'è stato in passato. Come è successo. Però a questo proposito lei ha detto che Militello è il posto del cuore, ma è anche un posto di cuore. Il posto del cuore, perché, lo dicevo per i nostri migranti, noi manteniamo lì le radici. E sono anch'io molto legato alla mia comunità, amo la mia città col cuore, lo dico, e quindi mi sono sentito, ma anche un posto di cuore. Da noi gesti di solidarietà ci sono sempre stati e quindi anche in questa situazione si vuole dare qualcosa ad un popolo che è molto vicino. Quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per fare una buona accoglienza, però la dobbiamo fare, io l'ho detto a coloro i quali mi hanno chiamato, lo dobbiamo farla in maniera organizzata, avendo riferimento il Ministero dell'Interno e quindi la Prefettura, avendo riferimento l'Associazione Nazionale. Voi quante ne vorreste
ospitare a Militello? Ma guardi, noi abbiamo qualche stabile utilizzabile, però deve essere attrezzato e deve essere fatta una buona accoglienza. Io ricordo l'anno scorso, credo, c'è stata l'emergenza di chi arrivava durante il periodo di Covid e doveva andare in quarantena, e qualcuno aveva organizzato un campo là dove c'era la caserma dell'aviazione vicino alla stazione di Vizzini, e allora noi ponemmo una questione, dicemmo: guardate che non è adeguato sul piano igienico-sanitario, perché ci sono delle casette accostate l'una all'altro, chi arriva, se c'è un contagiato, contagerà tutti. I luoghi dove dovevano andare a pranzare, a cenare, erano luoghi troppo comuni. E quindi per dire che in alcuni momenti bisogna mettere a fuoco quali sono i problemi prima di andare avanti demagogicamente. Noi dobbiamo avere consapevolezza, va fatta l'accoglienza, ma va fatta nella maniera giusta. Con lei sicuramente questo avverrà. Torniamo al borgo più bello di Sicilia, patrimonio dell'UNESCO, e io direi, se lei è d'accordo, guardiamo un po' qualche immagine e la prego di commentare. Il miglior commentatore non può essere che il sindaco Burtone. Vediamo pure delle immagini. Qui siamo nella Valle di Noto. Val di Noto. Val di Noto. È il tardo barocco del Val di Noto, è l'ultima fioritura del barocco europeo. Questo è il panorama del paese, si vede Palazzo Majorana, perché noi abbiamo avuto questa famiglia dei Majorana che è stata importantissima. Ecco. Questo è il santuario della Madonna della Stella, è un monumento simbolo del tardo barocco. Che bello questo! Questo è anche il campanile che non venne completato. Quella là invece è la chiesa di San Nicolò Santissimo Salvatore. Siamo anche nel Settecento, giusto? Siamo proprio il tardo barocco. La prima pietra venne posta nel 1721. Questa qua è Santa Maria la Vetera, e qui andiamo molto indietro negli anni, parliamo proprio del 1100, degli anni in cui venne avviata la costruzione, che poi si completò negli anni successivi, tra 1400 e 1500, e nel 1693 il terremoto demolì. Quella è la fontana della Zizza, che venne costruita. Rientriamo un momento in studio, poi magari le immagini, se la regia è d'accordo, le continueremo a vedere dopo. Molto bella, abbiamo visto. Sì, guardi, Militello è bellezza. Ci siamo già rifatti gli occhi. È un comune di circa 8.000 abitanti, no? 7.000 abitanti. Era un comune che aveva una popolazione superiore. Dal 94 in poi ha perso il numero di abitanti, è sceso notevolmente, perché c'è un declino demografico, ma sono dei declini comuni alle aree interne. Prima c'era stata l'emigrazione. Sì, è stata la vicenda migratoria, però il problema vero è che le aree interne sono tutte in difficoltà non solo quelle del sud. Basta andare nel Bergamasco, in altre aree. Le aree interne europee, basta leggere alcuni dati Istat che ci dicono che sono in declino demografico. Ecco perché noi non dobbiamo avere l'ambizione di fare un museo, nel senso che la nostra città è bella, deve essere una città di vita, una città viva. Torniamo a vedere qualche altra immagine. Nel frattempo lei ci dice come progetta questa concezione di una città, non museo, ma una città di vita. Intanto tutelando i servizi del nostro, questo è il chiostro dei Benedettini, il terzo monastero dei Benedettini più grande in Sicilia, quello di Catania, quello di Monreale. E il chiostro è bellissimo, è proprio stupendo. Dicevo, abbiamo la necessità di far rivivere la città puntando sui settori produttivi. Innanzitutto abbiamo un'agricoltura di nicchia, che è quella del fico d'India, e quindi il prodotto trasformato, la mostarda, però a questi si aggiunge anche questo progetto di fare una città che, raccordata anche con gli altri centri del Calatino e soprattutto con i comuni del Val di Noto, possa diventare attrattiva sul piano delle visite che si possono realizzare. Noi abbiamo queste bellezze culturali, più avanti forse vedremo anche qualche bellezza ambientale, perché c'è una cascata assolutamente suggestiva, che è quella di Oxena, che è veramente, si intravede già meta di tanti escursionisti che vengono a Militello e che apprezzano proprio, è una
cascata che è stata valorizzata da chi è arrivato, da tanti giovani che l'hanno conosciuta attraverso i social, ed è stata meta dalla primavera in poi, è una meta ambita da parte di escursionisti. Stiamo parlando sempre di Militello, in Val di Catania, ed è ripeto, in una città accogliente sia sul piano dei sentimenti di militellese. Ma è la città di Pippo Baudo? È la città di Pippo Baudo. Scusi, Pippo è il curiosità un po' gossipara. E poi Pippo è legatissimo a Militello. Sì, e le dico una cosa, che è stato uno di quelli che ha fatto un video brevissimo in cui ha invitato i nostri concittadini, ma anche i suoi amici, a sostenere Militello. Quindi Pippo è stato un tifoso, uno che era nella curva, come si suol dire. Ha dato un contributo importante, perché ha fatto un richiamo alle bellezze di Militello, ma anche alle tradizioni. Noi abbiamo delle feste bellissime, quelle patronali. La prossima imminente qual è, che è la più vicina? La più vicina è la Settimana Santa, perché c'è il mercoledì, giovedì e poi venerdì santo, c'è una processione, un luogo suggestivo che si è visto, quello del Calvario, con la messa in croce di Gesù Cristo, e poi la Pasqua. Però la cosa più suggestiva è Cristo alla colonna e Cristo quando viene messo in croce, ed è molto apprezzata. E poi ci sono le feste estive, quelle che dettano il nostro calendario, che sono nel nostro DNA, la festa del Santissimo Salvatore e la festa della Madonna della Stella, che tradizionalmente sono stati sempre in conflitto i comitati, mamma e figlio. In gara, diciamo, fra di loro. No, in gara tra di loro, e questo ha determinato anche un successo, perché le feste, come avviene per esempio a Palazzolo, dove c'è questa concorrenza, ma anche a Militello la concorrenza ha sempre portato a maggiore impegno da parte dei comitati, quindi sono delle feste bellissime. Una città generosa. A Militello abbiamo sentito. Come ve la siete cavata con la pandemia? È una fase più dura, più difficile? È stata una fase molto dura quella della pandemia, perché alcune attività sono andate al collasso, soprattutto quelle della ristorazione, e devo dire che noi abbiamo affrontato con determinazione. Io sono medico, quindi ho lavorato tenendo conto anche di questa mia professionalità, e Militello, lo dico, guardi, io sono uno molto parco nei giudizi e cerco di essere sobrio, ma sulla pandemia noi abbiamo fatto cose straordinarie. Cioè? Abbiamo fatto gli screening continuamente, quindi abbiamo inseguito il virus, perché il virus è diventato pericolosissimo soprattutto perché a trasmetterlo sono stati gli asintomatici. Noi abbiamo fatto gli screening, i tamponi ce li ha dati l'assessorato alla sanità, le ASP, e però li abbiamo fatti noi. Sono stato tra i primi io a bandarmi a fare questo ha consentito... È un gruppo di volontari che infermieri, medici, volontari giovani della protezione civile, e ci ha consentito di seguire la mappa epidemiologica, e quindi mentre alcuni comuni erano in zona rossa, noi non avevamo un contagiato. Fantastico. Cioè i comuni a noi limitrofi, cioè quello a 10 chilometri. Questo grazie anche alla sua esperienza abbiamo fatto questo, medico. Guardi, credo che non siano tanti gli esempi in Italia. Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario e l'abbiamo potuto fare non perché c'è stato il sindaco, ma perché c'è stato questo gruppo di volontari straordinari. Perché è partita e scartata la solidarietà, e noi abbiamo tenuto conto di questo dato. Io ho parlato anche con amici che sono specialisti in malattie infettive, al Garibaldi, al Cannizzaro, e tutti hanno riconosciuto che l'esperienza di Militello è stata un'esperienza di scuola. Esatto. E tra l'altro la sua esperienza di medico è stata importante, ma lei ha anche grande esperienza di amministratore e di, diciamo così, uomo politico, perché è stato assessore regionale, parlamentare europeo, quindi conosce la realtà anche di questa Europa che in questi giorni sta soffrendo questa guerra. È stato deputato dalla Margherita dell'Ulivo, candidato sindaco di Catania nel 2008. Chi l'ha battuto poi? Allora Stancanelli. Stancanelli. Devo dire, allora fu un'esperienza che io ho fatto perché avevamo qualche difficoltà nel partito ad individuare candidati. Io ho detto: guardate, noi dobbiamo difendere la nostra dignità, ed è stato importante perché abbiamo mantenuto un presidio.
io non ero preparato all'evento e quindi ho fatto questa esperienza. E poi la sindacatura... però l'ho sentito perché, come lei ha detto, io faccio politica da tanti anni. La prima esperienza però è stata quella di consigliere comunale, che io mi sono candidato al mio paese, allora con la Democrazia Cristiana, ero vicinissimo al presidente della regione Rino Nicolosi, che credo sia stato uno dei migliori presidenti della regione, uno che ha dato tanto alla nostra comunità, e allora mi candidai e venni eletto e cominciai da lì. Poi mi sono impegnato come consigliere comunale. C'è tornato da sindaco nel 2000. Non sono mai stato sindaco, non sono stato neanche assessore al mio comune. Sono stato assessore alla regione, sono stato più volte consigliere comunale, consigliere provinciale. Intende dire... Militello, Val di Catania. Sì. Ma perché non è mai stato sindaco? No, allora si eleggeva in consiglio comunale il sindaco, certo. Però io contemporaneamente studiavo e allora mia madre soprattutto, ma anche qualche mio amico che mi consigliava, la mia famiglia non era indirizzata al fatto che io facessi il sindaco perché volevano che studiassi. Io ho completato gli studi. L'elezione diretta io sono tornato perché ero stato, diciamo, io non ho mai lasciato il mio paese, è nel mio cuore, quindi anche quando ero parlamentare ci tornavo, facevo attività politiche e non solo, sì. Quando avevo un po' di tempo libero durante le feste, ma anche non solo, andavo a Militello. Sono tornato e mi sono candidato per un motivo. Io l'ho detto ai miei concittadini, io ho avuto tanto dal mio paese, sono stato più volte sostenuto in queste competizioni elettorali, voglio tornare a dare qualcosa. E io ho cercato in questi mesi di lavorare con impegno e serietà, con tanto entusiasmo. Il borgo più bello di Sicilia è la sua città ed è un riconoscimento importantissimo. Ancora 3 curiosità, abbiamo 5 minuti, vorrei riuscire a soddisfarle tutte e 3. Primo, parliamo del sud. Allora, questo sud che giustamente si lamenta delle volte di essere emarginato, che ci sono dei cliché, no, dei luoghi comuni, poi però andiamo a guardare certe realtà di questi giorni, 20 ragazzi su 100 non vanno a scuola. Ma molte cose sono vere, cioè noi abbiamo subito alcune scelte che trasversalmente sono state fatte contro il Sud, però giustamente c'è un richiamo alla nostra responsabilità, dipende da noi. Lei parla della dispersione scolastica, noi ci siamo impegnati, io mi sono collegato con la scuola, abbiamo la nostra assistente sociale, abbiamo l'equipe psicopedagogica che lavora, noi abbiamo recuperato la dispersione scolastica, dipende da noi. Il Sud si deve scuotere, non può soltanto richiedere giustizia e lo deve fare. Ora ci sono i fondi per il PNRR, bene, dobbiamo avere quello che deve essere dato a chi è stato marginalizzato, ma dobbiamo fare il nostro dovere, innanzitutto il nostro dovere. A questo proposito, che cosa ci dobbiamo aspettare dalle imminenti elezioni che ci saranno nelle 3 principali città della Sicilia? Poi ci sarà l'elezione regionale, senza fare parlare di partiti o di candidati. Di cosa ha bisogno la Sicilia? Noi dobbiamo intanto, credo, rivedere complessivamente l'assetto istituzionale. Le regioni, non la Sicilia, le regioni in generale hanno dimostrato dei limiti in questa situazione di pandemia. L'assetto istituzionale deve passare dai comuni, a prescindere da chi c'è. Tradotto che vuol dire? Quindi c'è bisogno di un assestamento istituzionale. Chi guardò ai comuni seriamente fu Piersanti Mattarella, che fece la legge L'1, stabilì che per i comuni bisognava dare risorse certe su alcuni servizi e su alcuni investimenti. Ora c'è bisogno di una nuova legge 1. I comuni sono l'avamposto dello Stato, sono la prima cellula, sono i sensori, quindi si riqualifichino. I comuni tante volte sono in difficoltà ed è importante dare questo assetto perché da lì si riparte. E poi c'è bisogno di classi dirigenti al di là dei partiti, al di là di chi governa e di chi è all'opposizione, che siano più generose nei confronti della nostra comunità. Troppi calcoli, troppe strategie che guardano all'interesse corporativo di settori o di partiti. C'è bisogno di maggiore generosità nei confronti della nostra terra. E poi la generosità del popolo siciliano, che lo conferma in questi giorni di guerra in Ucraina, e non soltanto, naturalmente. E non soltanto. È vero? Sì, indubbiamente. E allora, per concludere, Giovanni Burtone, sindaco di Militello Val di Catania,
comune più bello, borgo più bello tra i borghi siciliani, tutti belli, bellissimi. Un invito a andare a Militello. Lei Militello, ha un minuto abbondante per farlo. Militello è bellezza. Io utilizzo con enfasi questa volta una battuta, dico che profuma di bellezza. Le nostre pietre sono monumenti straordinari. Noi abbiamo 3 musei, uno più importante dell'altro, il Museo di Arte Sacra, i tesori di Santa Maria la Stella, abbiamo un Antonello da Messina, Gaggini, un Laurana, abbiamo una pala di Andrea della Robbia, che bello, e poi il Museo Guzzone, dove ci sono opere anche di contemporanei che hanno fatto la storia della nostra città. E devo dire che Militello merita una visita, perché è veramente espressione di un barocco che è stato straordinariamente apprezzato, il tardo barocco, quindi io aggiungo, c'è l'entusiasmo e l'impegno e la solidarietà della nostra città, che è accogliente, è accogliente. Io guardi, ho iniziato a fare politica perché ho avuto un padre che è stato partigiano nell'Ossola liberata, e la cosa che mi ha soprattutto trasmesso è che bisogna amare la nostra città e bisogna amare le istituzioni. Bisogna avere un grande rispetto per la legge e per le comunità. Quindi Militello credo abbia nel proprio DNA questo senso e questa cultura dell'accoglienza. Grazie. Grazie, complimenti ancora a Giovanni Burtone, che è sindaco di Militello in Val Catania, che è il borgo più bello di Sicilia. Grazie. Complimenti e grazie ancora. Grazie molto.